Ciao a tutti ragazzi, sono Stefania Lai e rappresento la musica neomelodica a Napoli. Come tutti gli artisti napoletani, come me, la rappresentano degnamente. Stasera questo video ha un significato molto difensivo. Diciamo che in parte io mi sento molto arrabbiata perché stasera ho assistito a un dibattito televisivo a Canale 5 di Barbara D'Urso, alla quale saluto affettuosamente. Come ospite c'era il nostro amico Tony Colombo insieme a sua moglie Tina a rappresentare la nostra musica neomelodica. E c'è stato un dibattito perché l'ex sindaco di Castelvolturno si è permesso di dire che noi neomelodici siamo cafoni e che di culturale non abbiamo nulla. Vorrei capire innanzitutto, signor sindaco ex, già il fatto ex dice tutto, per lei la musica culturale cos'è? È solo la musica popolare? La musica classica napoletana? Secondo me lei si dovrebbe un po' informare sui fatti, perché la musica napoletana, oltre a quella culturale che intende lei, la cultura c'è anche nell'essere neomelodico. Noi siamo cantanti autodidatta, siamo cantanti che la nostra musica ce la creiamo noi. Ci sono gli autori che non sono magari conosciuti ma hanno scritto pezzi di successo. Ci sono persone che hanno una voce strepitosa, persone che amano la musica, cantano l'amore e non cantano quello che lei pensa, solo perché magari qualcuno ha fatto una canzone che rappresenta la Napoli, tra virgolette, un po' cattivella, lei generalizza e dice che Napoli di cultura non ha nulla. Ma si ricordi che anche la parte brutta di Napoli è cultura, ok? Me la difendo con i piedi e con le mani. Con questo non voglio dire né schierarmi da nessuna parte, il mio è solo un difendermi singolarmente, ma come credo l'avrebbero fatto qualsiasi altri colleghi miei neomelodici. Quindi io a nome di tutti loro anche ci tengo a precisare che lei prima di parlare si deve informare veramente cos'è la cultura napoletana, perché lei forse non sa proprio nulla della cultura napoletana, altrimenti sarebbe ancora il sindaco di Castelvolturno. Non voglio offendere nessuno e non voglio assolutamente dire ciò che non mi compete sulla politica, ma vorrei semplicemente dire a lei di cultura napoletana che cosa ne sa. Punto primo. Che noi siamo una piaga sociale, ragazzi. Ci sono milioni di persone sui social che ci seguono, amano la nostra musica, cantanti neomelodici che hanno fatto il pienone nei Palapartenopi di Napoli. Abbiamo Tony Colombo che ha fatto il pieno, abbiamo Gianni Fiorellino che ha fatto il pieno, abbiamo Rosario Miraggio, abbiamo Ivan Granatino, ma quanti ve ne posso elencare? Franco Ricciardi. Ragazzi, la musica napoletana è portata in tutto il mondo e non solo quella cultura che pensa lei, signor ex sindaco. Ok, la musica napoletana non è solo quella classica napoletana, ma è anche la musica neomelodica, ben vista e ben voluta da tutti. Ok? Quindi vorrei dire a questo sindaco ex, prima di parlare dei neomelodici, si guardi lei, che attualmente è un ex sindaco. Ok? Quindi lei ha espresso la sua opinione, anche questa è la mia, e mi difendo la mia musica. Noi neomelodici facciamo la musica con amore, cantiamo l'amore, ok? E seppure qualche volta ci può stare qualche errore, va bene? È umano. Ma lei quanti errori ha fatto nella sua vita, signor ex sindaco? Anche nel suo settore, nel suo lavoro, ma spero tanti, ok? Per cui io non è che voglio prolungarmi su questa cosa, voglio semplicemente dire che io sono una neomelodica, rappresento la mia musica nei cuori di tutti i napoletani e non solo, perché la nostra musica è ben vista anche all'estero, in tutta Italia. Ok? Io ho rappresentato Bari, ho rappresentato Roma, ho rappresentato Firenze. Lei che mi viene a dire che nessun musicista al mondo italiano avrebbe mai suonato con i cantanti neomelodici, quanti gliene posso elencare? A questo punto lei sta offendendo anche veramente coloro che hanno rappresentato la musica napoletana neomelodica. Ok? Perché se lei neomelodico forse significa trash, ma le ricordo che la parola neomelodico deriva da neomelodia, nuova melodia in latino, ok? Quindi sappiamo bene neomelodico cosa vuol dire. Lei si acculturi sulla parola neomelodico, che secondo me le ha fatto un po' di confusione. Lei ha preso il trash per la musica neomelodica, ma il trash è ben altro, è ben altro.
E le ricordo che ci sono stati i migliori musicisti che hanno suonato con i cantanti napoletani. Noi abbiamo Nino D'Angelo a Napoli, Mario Merola, Gigi D'Alessio, che hanno rappresentato la musica neomelodica. E poi ovviamente hanno sfociato la loro musica non solo a Napoli, ma rimanendo sempre e rappresentando sempre la musica napoletana neomelodica. E se glielo andiamo a chiedere, sono fieri di essere stati dei neomelodici, attualmente ancora, sulla cresta dell'onda nonostante la loro età. Sono dei professionisti, sono degli artisti, perché non facciamo confusione, signor ex sindaco. Essere artisti non significa essere trash. L'artista è colui o colei che fa della sua dote un'arte. Lei delle sue doti cosa ne ha fatto? Non lo so, questa è una domanda che le voglio chiedere. Per cui, le ripeto, signor ex sindaco, prima di parlare dei neomelodici, si passi un po' la manino sulla coscienza e si spieghi perché è un ex sindaco e non è ancora più il sindaco di Castelvolturno. Con questo vi saluto, scusate il mio sfogo, ma quando ci vuoi è maricina, si dice a Napoli. Ciao da Stefania Lai. Mua!